Ho ricevuto decine di video di assembramenti per la Movida. Se continua così e i dati tornano a salire, chiuderò di nuovo tutto. L'ultimatum del presidente Zaia. A Palazzo Ferrofini la prima seduta del Consiglio regionale dopo 3 mesi. Mascherine e distanze tra i banchi del Parlamentino Veneto. Presidio dei lavoratori questa mattina alla Trevus Sigma di Marghera per chiedere maggiore sicurezza dopo il violento incendio della scorsa settimana. Il tema del trasporto pubblico locale è incandescente. La diminuzione delle corse di bus e vaporetti ha creato uno scontro sui conti tra chi dice che i soldi ci sono e chi sostiene siano ripartiti male. La Guardia di Finanza di Portogruaro sequestra 30.000 mascherine di protezione individuale, scoperti anche 30.000 giocattoli e oltre 1.000 dispositivi elettronici per telefonia contraffatti. Il racconto di Massimo Cavalieri, il vigile del fuoco colpito dal coronavirus insieme alla moglie, è tornato a casa dopo circa un mese di ricovero. Il suo appello ai giovani: usate le mascherine. In questi giorni si celebrano i 228 anni dall'inaugurazione del Gran Teatro La Fenice, uno dei simboli della Venezia capace di rinascere. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo subito sui numeri di questa giornata, relativi naturalmente ai contagi da Covid-19 che hanno superato in Veneto dall'inizio dell'emergenza i 19.000 e in particolare 19.003 con il bollettino emanato questa sera dalla Regione Veneto. Più 6 i contagi rispetto al bollettino di questa mattina alle 8, 2 hanno riguardato la provincia di Venezia. Sono 1.830 dall'inizio dell'emergenza i decessi sia negli ospedali che nelle strutture extraospedaliere, 1.333 in particolare quelli negli ospedali. 2 i decessi, scusate, 4 nella giornata di oggi i decessi registrati, 2 hanno riguardato l'ospedale di Dolo, 3.636 infine gli attualmente positivi al Covid-19 in Veneto in questo momento. Ho ricevuto decine di video di assembramenti per la Movida. Se continua così e i dati tornano a salire, chiuderò di nuovo tutto. Ha usato parole dure il presidente Zaia di fronte a quanto accaduto ieri nel primo giorno di aperture. È bastato un giorno appena di aperture, il primo, per registrare già numerosi assembramenti di persone in diverse piazze della Movida veneta, senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Immagini che hanno fatto arrabbiare il presidente Zaia, che ad un amico che gli aveva inviato foto simili ha risposto così: li aspetteremo alle porte dell'ospedale, e la cosa che fa più male è pensare che molte di queste persone magari sono le stesse che poi vanno a fare la morale sui social. Zaia torna poi a parlare del virus usando l'immagine di un cecchino pronto a colpire il bersaglio con l'unico proiettile a disposizione, e avverte i cittadini. La contabilità ce l'avremo nel giro di 8 giorni, ormai 2 giorni sono passati, in 10 giorni io li vedo i contagi. Se aumentano richiuderemo i bar, richiuderemo i ristoranti, richiuderemo le piscine, richiuderemo le palestre, chiuderemo le spiagge, chiuderemo le aziende, chiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa col silicone. È questo che vogliamo. Capirei, continua il governatore, se ci dicessero che dobbiamo vivere così per sempre, ma riusciamo a tenere duro fino al 2 giugno? Questo virus se ne andrà, io spero anche velocemente, e allora facciamo sto minimo di sacrificio. Abbiamo avuto 1.820 persone che hanno perso la vita. Lo dico ai complottisti, ai terapiatisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni, ma almeno un po' di rispetto per i morti. Intanto, in attesa di capire che fine abbia fatto l'app Immuni per il tracciamento, la Regione lavora ad un proprio progetto. Noi stiamo lavorando a un progetto alternativo. Diciamo che andiamo a mettere in piedi un progetto di biosorveglianza alternativo. Il governatore ha poi fatto il punto sui costi sostenuti per l'emergenza. La spesa per la sanità ha superato i 100 milioni di euro. Se non arrivano risorse a ristoro, ne usciamo massacrati. Ma lo dico perché noi abbiamo sempre avuto una gestione dei conti assolutamente certosina. Non va in default il Veneto, contiamo moltissimo sul fatto che ci sia una redistribuzione del fondo nazionale e contiamo anche che arrivino risorse per il rilancio di tutto quello che sono gli investimenti nella sanità.
questa vicenda ci ha insegnato che gli investimenti nella sanità debbono essere una cosa prioritaria. Infine è stato raggiunto l'accordo con i sindacati per il riconoscimento al mondo della sanità veneta in prima linea in questi mesi. 60.932.640 euro, divisi in oltre 38 milioni per il personale del comparto e in 7.581.478 euro per la dirigenza medica. Si è trovata una soluzione meritocratica, perché è indubbio e innegabile che un medico, un infermiere, un operatore che lavorava alle infettive o alle terapie intensive si sia esposto a rischi rispetto alla sua salute maggiori di chi magari era in altri reparti dell'ospedale dove i Covid non c'erano. Però comunque questo è un premio che viene spalmato su di tutti. Il Consiglio regionale del Veneto intanto è tornato a riunirsi a Venezia dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria. Al centro della seduta misure di sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi provocata dal coronavirus. Un minuto di silenzio per le oltre 1.800 vittime finora causate in Veneto dal coronavirus. Si apre così la seduta del Consiglio regionale, tornato a riunirsi fisicamente nella storica sede di Palazzo Ferrofini dopo 3 mesi di assenza forzata. Le precauzioni e le disposizioni per la ripresa dell'attività a Venezia rimangono parecchie, a partire dalle mascherine che, seppur molto più distanziati l'uno dall'altro, i consiglieri indossano sempre. L'attività del Consiglio regionale non si è fermata col coronavirus, ma si svolgeva per via telematica. Oggi invece si sono riaperte le porte di Palazzo Ferrofini, si sono riaperte solamente per i consiglieri regionali che lavorano con nuove modalità, molto più distanziati in aula l'uno dall'altro, anzi addirittura alcuni di loro assistono ai lavori da altre stanze dell'edificio. Nei 3 mesi di assenza fisica da Palazzo Ferrofini, il Consiglio regionale si è riunito per 7 volte attraverso sedute telematiche, 9 le leggi approvate, decine le sedute di commissione. Nelle pause della seduta odierna i consiglieri possono essere avvicinati sempre singolarmente e solo in cortile. La ripresa economica post-coronavirus rimane la prima preoccupazione per tutti. Abbiamo predisposto infatti oggi una variazione di bilancio, questo disegno di legge che stiamo portando, che è importantissimo per le piccole e medie imprese, perché consente tramite Veneto Sviluppo di poter dare garanzie per 30 milioni di euro. Di fronte all'emergenza pare rafforzarsi anche il dialogo tra maggioranza e opposizioni. Abbiamo presentato la proposta di un fondo per dare dei contributi a fondo perduto alle microimprese. L'abbiamo presentata, l'assessore Marcato si è impegnato a inserirla nella prossima variazione di bilancio e questo è già un segnale positivo. A dividere a Palazzo Ferrofini continua invece ad essere il giudizio sulla politica nazionale, ad esempio sull'attività del governo nei confronti del turismo. Abbiamo pensato anche alle vacanze che devono fare le persone, quindi dando la possibilità con questo bonus dei 500 euro alle persone di fare una bella vacanza. Misure straordinarie proprio per aiutare questo settore che per noi è il principale motore economico della nostra regione, da parte del governo c'è un silenzio assoluto che è veramente una cosa assurda. Presidio dei lavoratori questa mattina di fronte alla 3V Sigma per chiedere maggiore sicurezza dopo la violenta esplosione della scorsa settimana. A distanza di alcuni giorni dall'esplosione avvenuta qui alla 3V Sigma di Marghera, questa mattina i lavoratori hanno organizzato un presidio per chiedere maggiore sicurezza. Questa è la parola d'ordine da cui l'azienda, secondo i lavoratori, dovrebbe partire dopo l'incendio scoppiato la scorsa settimana con i 2 operai ancora ricoverati in gravi condizioni. Le nostre proposte sta in base anche che cosa l'azienda vuole investire e come vuole ripartire. Se vuole ripartire come prima, noi siamo disposti a collaborare, perché noi alla fine siamo gente che collabora, non siamo una zavorra tra virgolette per l'azienda, perché noi siamo in primis quando vediamo qualcosa e cerchiamo di concertarla. La ripartenza, se la facciamo assieme con un unico obiettivo. Lavoro, e qui a Porto Marghera sappiamo benissimo che abbiamo tutte le telecamere di tutta l'Europa puntate con Venezia vicino. Però noi siamo forti e ci rialzeremo assieme, ripeto, seduti a un tavolo con l'azienda. Questo è l'obiettivo dei 47 lavoratori che nelle prossime ore sperano di ottenere delle risposte. Adesso noi dovremo discutere sì del passato, ma di un presente che è quello della gestione degli ammortizzatori sociali e di un futuro soprattutto che sarà quello di riaprire un dialogo, di creare un tavolo permanente con l'azienda, riaprire un dialogo
che ci permetta comunque di gestire un futuro di ripartenza, di ricostruzione, di riavvio, soprattutto sul lato occupazionale, ma che comunque il passato ci insegna che sulla sicurezza non andremo più a trattare. La sicurezza comunque è stato argomento non ascoltato da parte dell'azienda che noi vogliamo assolutamente mettere in primo piano, riaprendo appunto i tavoli di trattativa. In merito alle voci che stanno girando fatte circolare da alcuni studenti di Ca' Foscari circa un presunto innalzamento delle tasse e di servizi avvenuti durante l'emergenza, il rettore Michele Bugliesi ha voluto dichiarare tramite un comunicato ufficiale che si tratta di fake news. Voglio essere chiaro, ha dichiarato, le tasse di Ca' Foscari non sono aumentate, sono le stesse da 6 anni da quando sono rettore. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà economiche che si sono ingenerate, ha concluso, e stiamo adottando una serie di misure a valere sul nostro bilancio per sostenere gli studenti le cui famiglie sono state colpite duramente dall'emergenza. Ve ne sarà data notizia, dice, non appena le decisioni saranno definite anche nei dettagli operativi. Meno corse di autobus e vaporetti a Venezia e Mestre. Continua la polemica sulla riduzione del trasporto pubblico dopo l'emergenza sanitaria. Da quando si sono iniziate ad allentare le restrizioni anticoronavirus a Venezia, il trasporto pubblico è diventata una delle polemiche più sentite e dibattute. Al graduale ritorno alla normalità non è infatti corrisposto un graduale ritorno delle corse di bus e vaporetti. ACTV lamenta un mancato incasso di 108 milioni di euro, soprattutto per mancanza di turisti. Ma non tutti sono convinti. Il consigliere del gruppo misto, Renzo Scarpa, ha scritto al presidente della regione Zaia e al prefetto Zappalorto sostenendo che i numeri arrivati all'8ª commissione consiliare raccontano un'altra storia. Nei 108 milioni mancanti che hanno portato alla riduzione del 70% delle corse, sostiene Scarpa, vengono conteggiati soldi che non c'entrano con i trasporti, come ad esempio il minor incasso dell'autorimessa comunale, il salone nautico, il patto per Venezia, la mobilità privata. Scarpa fa tra l'altro parte del gruppo bipartisan, nato durante l'ultimo referendum, che comprende politici, sindacalisti, imprenditori in uno spettro che va da destra e sinistra, di cui fa anche parte Jacopo Luxardi, manager veneziano, laureato alla Bocconi, che parte dall'utile da quasi 2 milioni di euro dichiarato dall'azienda l'anno scorso. Il valore di utile corrisponde più o meno a quello presentato, tanto che addirittura per quest'anno il conto economico preventivo prevedeva una chiusura inutile. Assolutamente i 108 milioni, è bene chiarirlo, non derivano da 2 mesi di gestione, diciamo così, compromessa, ma è un valore che si estenderà a tutto il 2020, è un valore previsionale. Allora perché è in difficoltà? È in difficoltà perché sicuramente ACTV ha una gestione che è un po' distorta, è distorta come è stato dimostrato anche qualche tempo fa da alcuni conti presentati dal segretario Costalonga, segretario d'UDGL, e dimostrano questa distorsione dovuta alla esuberanza turistica a Venezia. ACTV riceve infatti trasferimenti inferiori rispetto a quelli di altre aziende di trasporto pubblico locale veneto. Nonostante questo, l'azienda sarebbe comunque inutile, ma sul suo stato attuale Luxardi non metterebbe la mano sul fuoco. È difficile capirlo, è molto difficile capirlo anche perché dal consolidamento in AVM, quindi da qualche anno a questa parte, non c'è più una rendicontazione così chiara all'interno dei conti che sarebbe auspicabile invece poter avere. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha sequestrato circa 30.000 mascherine di protezione individuale, 30.000 giocattoli e 1.550 dispositivi elettronici per telefonia con marchio contraffatto. L'operazione è partita dal controllo di una persona che stava caricando sul proprio furgoncino alcuni scatoloni con mascherine chirurgiche. È stato poi esteso al magazzino, all'interno del quale vi era un ingente numero di dispositivi di protezione sequestrati per frode in commercio perché ceduti come dispositivi appunto di protezione senza averne le caratteristiche previste dalla norma. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tommaseo a Eraclea invece per l'incendio di un piccolo maneggio privato che ha provocato la morte di 4 cavalli. Feriti il proprietario e la figlia che hanno riportato delle ustioni nel tentativo di mettere in salvo gli animali. I pompieri arrivati da San Donà con 2 automezzi hanno spento le fiamme dei box in legno andati completamente bruciati dove erano ricoverati i cavalli. Il proprietario è riuscito a mettere in salvo 7 cani che si trovavano su una struttura vicina lambita dalle fiamme. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e sul posto anche i carabinieri.
Ora il racconto del vigile del fuoco Massimo Cavalieri, colpito dal coronavirus insieme alla moglie, tornato a casa dopo circa un mese di ricovero all'ospedale civile di Venezia. Il suo appello ai giovani: usate sempre le mascherine. Copritevi e rispettate queste regole, perché se vi attacca è dura, tanto dura, è devastante la malattia. Quando specialmente le terapie che ti fanno col casco, sono stato 5 giorni col casco, poi è arrivata una macchina con dei naselli, con ossigeno caldo, e sono stato anche fortunato perché sia la terapia che è arrivata la sera quando sono arrivato io, sia sta macchina dopo i 5 giorni, l'ho testata io a Venezia, mi ha detto il primario. Il veneziano Massimo Cavalieri è sempre stato a disposizione di tutti in 40 anni di servizio in prima linea con i vigili del fuoco all'Isola di Venezia. Un punto di riferimento. Insieme alla moglie è stato colpito dal coronavirus e lo racconta. Quando sono ritornato dalla terapia intensiva, una persona che conoscevo che di vista, insomma, perché a Venezia ci conosciamo, l'hanno messo in terapia intensiva 12 giorni, ma non ce l'ha fatta, aveva 77 anni. Altre 2 persone molto anziane, 2 donne, superavano i 90 anni, però non è detto che colpisce solo le persone anziane, anche perché un'esperienza è diretta, mi sono trovato davanti a nostro Signore senza neanche sapere, insomma. Dal suo medico di famiglia al personale sanitario del civile, nell'emergenza una pagina di sanità eccellente. È stata una cosa grandiosa, sia dal pronto soccorso quando sono entrato, che dopo mi hanno messo in terapia intensiva e alla fine ho fatto altri 20 giorni agli infettivi, fino al 22 di aprile ho fatto un mese circa di ospedale, ma sono stati meravigliosi proprio. Si celebrano in questi giorni i 228 anni dall'inaugurazione del Gran Teatro La Fenice, uno dei simboli della Venezia in grado di rinascere. Era il 16 maggio 1792, quando in Campo San Fantino a Venezia nacque il Gran Teatro La Fenice, oggi conosciuto in tutto il mondo, che festeggia in questi giorni 228 anni. Un compleanno meraviglioso con 2 ricostruzioni, l'ultima nel 2003, dopo il drammatico incendio del 29 gennaio 1996. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Marco Corsini, che tra il 2000 e il 2003 ne guidò come assessore ai lavori pubblici una complessa ricostruzione fortemente voluta dall'allora sindaco di Venezia Paolo Costa. Aver dato il mio contributo alla ricostruzione del Teatro La Fenice rappresenta forse la soddisfazione più importante della mia carriera professionale e certamente una delle emozioni più intense avute mai. Il film della ricostruzione è una pellicola che si srotola continuamente nella mia memoria e va da quando ho visto le immagini dell'incendio al telegiornale, alle prime visite tra le macerie ancora fumanti, alle visite in cantiere tutti i giorni. Oggi Corsini è commissario alla Pedemontana voluto dal governatore Zaia e sindaco di Rio all'Isola d'Elba, ma Venezia e La Fenice non si scordano mai. Ricordo il concerto di inaugurazione col maestro Muti, ricordo una settimana di feste sfarzose alle Gaggiandre, concerti, cene, è stato un periodo bellissimo. Bisogna dare il merito giustamente a Paolo Costa, che da sindaco volle prendersi la responsabilità di fare il commissario straordinario ed ebbe il coraggio di prendere quelle decisioni importanti. Una magia. Io spesso torno alla Fenice, mi fa piacere che mi riconoscano, mi fa piacere che mi accolgano bene. Quando varco quella soglia mi sembra di entrare in casa, quando si apre il sipario ho proprio la sensazione netta di essere in una cosa che appartiene alla mia vita, che mi appartiene completamente. Quindi buon compleanno Fenice. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al Meteo.
Pressione atmosferica in aumento, la situazione andrà migliorando con tempo più stabile. Il dettaglio di mercoledì 20 maggio. Sul Veneto tempo più asciutto e stabile, sarà anche maggiormente soleggiato, a parte qualche temporaneo e locale addensamento, ma in genere non ci saranno ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra i 12 e i 17 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 28 gradi, punte di 29 gradi sul Veronese. Poche novità poi sul Friuli Venezia Giulia, con anche qui condizioni di bel tempo, con la presenza del sole, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 17 gradi, massime invece tra i 26 e i 27 gradi. Ci spostiamo infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, salvo per qualche piovasco sarà possibile solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14-15 gradi all'incirca, massime invece fino a 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.